AM890. Y Luigi Carniglia Producciones tienen el placer de presentar Primavera, svegliatevi bambine. La Hora Italiana. L'Ora Italiana, settimanale di musica, canzoni, ricordi ed una rassegna di spettacoli. Un viaggio diretto al cuore degli amanti della buona musica italiana. Locución: Liliana Barani, Enrique Ballerini. Producción: Beatriz Sicarelli y Franco Sconza. compaginación técnica, Enrique Ballerini. idea y conducción, Luigi Carniglia. L'Ora Italiana, La Hora Italiana. per godersi la domenica di buon mattino. È primavera, svegliatevi bambine. Svegliati ancora, Madonna Fiorentina. Tutta Firenze è una veranda in fiore. Un menestrello mormora in sordina. Fior d'ogni fiore, E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanca di me. Quello che basta all'altra gente, no, non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanca di me. Quello che basta all'altra gente, no, non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. Sottolineo se all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. E se domani non ti rivedrò. Piove, ma guarda come piove, amore mio, non dirmi addio. Tu mi hai imparato a fare. Cari amici vicini e lontani, buongiorno. Buongiorno, piove, ma guarda come piove, ha detto Buscaglione. Buscaglione, se colaba la voz de Buscaglione ahí. Programa 214 y hoy con un hóspite diluso. Así es, muy buenos días, queridos amigos. Bueno, lo habrán visto desde el comienzo musical, con este exitazo del año 64, exitazo que fue también aquí en Argentina, por Fausto Cigliano, Ese Domani del Festival de Sanremo. Y justamente hoy vamos a tener el tan esperado
especial dedicado al maestro Fausto Cigliano, con sus comentarios, sus anécdotas, su carrera artística, y nos va a contar de todo un poco a través de esta comunicación telefónica que vamos a tener en minutitos nada más. Recorriendo la historia y la carrera de Fausto Cigliano, un cantante exquisito y una persona exquisita. Una persona exquisita por sobre todo. Se ha brindado a Juan Carlos, a la hora italiana de una manera especial, y para nosotros realmente es un verdadero placer, es un honor. Es un honor, es un honor tenerlo en línea. ¿Damos los teléfonos? Damos los teléfonos. 4641-9033, líneas rotativas, Franquito Esconza en los teléfonos, Daniela en los controles. Agradecemos como siempre a Antonio y a Giuseppe que nos acompañan en la hora italiana. Y vamos a la tanda, así hacemos el collegamento especialísimo con Fausto Cigliano. Tu m'hai imparato a fa che mi viene a dire, io te vorrei avasar. Cari amici, y tenemos en línea este momento tan esperado, ¿no? Al maestro Fausto Cigliano. Buongiorno Fausto, ci ascolti? Come no, ascolto benissimo. Mi sembra di essere lì da voi. Grazie, benvenuto maestro. Benvenuto Fausto, un caro abbraccio da Buenos Aires, il ringraziamento dell'ora italiana per questo collegamento. Per noi è veramente un onore parlare con te. Sono io che vi ringrazio della vostra cortesia. Va bene Fausto, siamo contentissimi, veramente, siamo contentissimi. Ma bene. Andiamo avanti. Voi avete purtroppo una lunghissima carriera, avete incominciato, come si dice, coi pantaloni corti da giovanissimo. Ma vero? In un certo senso sì. Letteralmente, diciamo. Pantalone corto non credo, ma la distanza è giusta. Va bene, avete incominciato negli anni 50, seconda metà degli anni 50, come cantante e chitarrista. Sì, ho cominciato naturalmente prima, cose che non si sapevano, ho fatto anche la galleria a Napoli, come si dice, nel senso che andavo a cercare lavoro nella galleria, andavo a fare delle serate, eccetera, eccetera, ma questo è antecedente alla mia partenza in grande stile. Ecco, prima del debutto, diciamo. Prima del debutto, sì. E come si dice, la gavetta, anni di gavetta, vero? Esatto. Ho fatto anche dei night club, naturalmente. Allora si usavano. Sì, è vero. Come cantante, diciamo, intimista, si ascolta... come cantante intimista con un'orchestrina, hai capito? Sì. Si ascolta dalle note che mi ho imparato a fare, che è una canzone, diciamo, uno slow, una canzone suave per cantare nei night club, vero? Sì, come no. Allora erano molto importanti gli slow, perché erano quelli che praticamente facevano insomma venire fuori i sentimenti, hai capito? Musica d'ascolto e di ballare stretti. Ballare stretti, hai capito? Dimmi Fausto, io t'ho conosciuto, io ho 53 anni, t'ho conosciuto nella decada del 60, e il primo brano che ho sentito da te è Sarà chissà, quello vincitrice del Festival di Napoli. Sì. Raccontami un po' la storia di questa canzone che è bellissima e che tu fai come nessuno senz'altro. Insomma, la canzone naturalmente non era mia. No, lo so. No, non era mia. Sì. Io l'ho cantata al Festival della canzone napoletana, tra l'altro. Sì. Credo di aver vinto, l'unico festival che ho vinto è stato con la canzone Sarà chissà. Sì. Credo che era negli anni 59. Sì. Il 59 precisamente. In coppia, 59? nel 59 in coppia con Teddy Reno.
Conte di Reno, esatto. In quel momento eravate alla Cetra. Alla Cetra, sì. Ecco, sì, Cetra sì. di Torino. Sì, è vero. È stata una sorpresa, poi ripeto, ho fatto anche altri festival della canzone napoletana, ma la vittoria è stata solamente quella. Sì. Essendo tra l'altro il primo festival della canzone napoletana, non c'erano ancora convergenze strane, capito? Ecco, sì, è vero. Poi dopo i festival sono stati manipolati molto. Sì, ne abbiamo parlato 3-4 settimane fa dei festival di Napoli. Sì. Ci sono state sempre le polemiche, come a Sanremo anche, ma l'importante è che è andato sempre avanti e ha vinto la melodia, come in questo caso, sì. Con una melodia di Renato Forlani e i versi di Roberto Murolo. Sì. Allora, Fausto, ce lo vogliamo ascoltare questo brano, questo bellissimo ricordo dell'anno 59? Allora, sarà chissà, l'orchestra che vi accompagnava era quella di Armando Fragna. Armando Fragna. Allora, sarà chissà di Renato Forlani, Roberto Murolo, inciso per la Cetra nell'anno 59, orchestra di Armando Fragna, Fausto Cigliano. Prima sera, o solo a poco se ne scese, strignete in braccio a me con l'occhio chiuso, facimmo zitto, custi vase. Sarà chissà, sarà sta luna piena, una musica lontana. Sarà chissà, forse sarà sto mare, o a luce del lampare. Sarà pusilla che mi fa sospirare, te voglio bene. Oh, cielo bella in Napoli che fatta per cantare 1000 canzoni. Sarà chissà, forse sarà sto cuore che è troppo innamorato. Stasera tutta vita sospira m'abbracciata, amore mio. Piano piano si sono addormute tutte i mandoline, more per l'aria all'ultima canzone, già sponda l'alba e si nasconde l'una. Sarà pusilla che mi fa sospirare, te voglio bene. Oh, cielo bella in Napoli che è fatta per cantare 1000 canzoni. Sarà chissà, forse sarà sto cuore che è troppo innamorato. Stasera tutta vita sospina m'abbracciata, amore mio. (4641-9033) Para los amigos que quieren comunicarse con la hora italiana. Y para quienes nos escuchan oltremare, oltreoceano, www.am890.com.ar.
Fausto, Sì, eccomi. un bellissimo ricordo, un grande successo, questo sarà chissà. È stato forse il primo disco vostro che si è edito qua in Argentina. Addirittura. Sì, il vostro primo grande successo, poi è venuto quella presenza al Festival di Sanremo del 64 con Esse Domani, Sì. che è anche stato un successo clamoroso, l'abbiamo ascoltato nell'inizio della trasmissione. Bene. E poi avete passato già un'altra etichetta discografica con il maestro Carlo Alberto Rossi a quell'epoca. Con Carlo Alberto Rossi. Con Carlo Alberto Rossi ho fatto delle belle cose, perché era bravo lui anche, era autore di canzoni formidabili. Sì, è vero. E dicevo, avevate fatto un disco bellissimo chiamato Napoli Anno Zero. Napoli Anno Zero, sì. Che sono canzoni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sì. E tra quelle canzoni c'è una che io porto sempre nel cuore, ed è la canzone con la quale vi ho conosciuto come cantante. Negli anni *80* l'ho ascoltata per prima volta, e con questa canzone ho conosciuto Fausto Cigliano. Bene, adesso mi conosci di persona, però. Quasi di persona. Speriamo un giorno di potervi avere qui nei nostri microfoni in Argentina, forse in un viaggio di piacere. Tra l'altro io sono stato in Argentina, e adesso a Buenos Aires sicuramente, per lavoro. Poi sono andato anche in una città vicino Buenos Aires, della quale non mi ricordo il nome in questo momento. Forse Rosario? Forse Rosario, sì. È stata insomma una cosa che ricordo con molto piacere. E senti Fausto, in che anno sei stato in Argentina? È una parola, guarda, adesso ricordarmela. Gli anni 70 forse, vero? Nel 60, sì, io direi a partire dal 63-64, perché tra l'altro sono venuto anche con mia moglie, che io allora un pochettino più avanti, perché io l'ho conosciuta nel 63, sì. Io direi dal 64 in poi, insomma, in quell'epoca lì. Bravo. Hai fatto qualche tournée in Buenos Aires, in qualche teatro? Sicuramente sono venuto per lavoro, ho cantato, ho fatto delle cose sicuramente. Sì. Ripeto, lì e poi nell'altra città che mi hai detto poco fa. Ho capito. Fausto, passiamo a una grande opera che avete fatto negli anni 70, ma che è incominciato un po' prima, il sodalizio artistico con il maestro Mario Gangi, che è stato anche il vostro professore di chitarra classica, vero? Sì, come no, a parte che era un amico mio, perché lo conoscevo, era uno che trovavo sempre nelle orchestre della RAI, hai capito? Però poi dopo sono andato a scuola da lui, hai capito? Mi sono diplomato a Santa Cecilia, dove lui insegnava. Sì. E mi sono diplomato in chitarra classica, insomma. Quindi per me è stato molto importante, e le cose che ho fatto con Mario sono bellissime proprio. Sì, da cominciare un primo disco che è stato il Concerto Fiuggi nell'anno 69. Sì. E poi è venuto una serie di dischi, uno più bello dell'altro. Sì. Io credo che in questo periodo li abbiamo ascoltati quasi tutti, ma ci sono brani uno più bello dell'altro, forse separati a tema, vero? Sì. Perché da una parte c'è l'amore, ci sono le tarantelle, le canzoni che riguardano la vita militare. Chiaro. E quello che si può riscattare di più il duo di chitarre, perché il duo che fate con Mario Gangi con le chitarre. Ma Gangi era formidabile, guarda, era un chitarrista formidabile, è stato il mio maestro naturalmente. Ma voi anche avete imparato da lui, voi anche siete un maestro con la chitarra. Vabbè, ma io ho fatto la scuola con lui, hai capito? Sì. Lui insegnava a Santa Cecilia al Conservatorio di Roma,
e con lui ho fatto scuola ed è stato quello che mi ha formato, insomma, con la chitarra classica. Sì. Allora Fausto, ci vogliamo ascoltare un brano di quei meravigliosi 8 dischi. Sono stati 8 dischi chiamati Napoli Concerto. Sì. Credo che l'ultimo è dedicato alle tarantelle, Sì. dove sono quasi tutti brani strumentali, dove suonate insieme con Mario Gangi. Allora, vogliamo ascoltarci da quel disco la famosa tarantella rosignana, La danza. Sì, come no. Una versione strumentale fatta a un duo di chitarre insieme a Mario Gangi, inciso per la Disco Più nell'anno 77. Ce la riascoltiamo. Perfetto. Es la hora 8:29 minutos. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM890, Radio Libre, aire que se siente. Nuestro agradecimiento y nuestro saludo a Máximo Baldino. Así es, responsable de ildiscobolo.net, el archivo de 78 giri más grande de Italia. Y nos están escuchando desde internet, nada menos que desde Rumania. ¡Qué lindo! Nuestra querida amiga Dorina Arezzu, quien hizo de contacto entre Fausto Chigliano y la hora italiana, y a quien le estamos muy, pero muy agradecidos de corazón. Nuestro agradecimiento para Dorina. Un abrazo grandísimo, Dorina, y bueno, está disfrutando de este collegamento con el maestro Chigliano. Y estamos escuchando un éxito de Fausto, un éxito del año 70. Fausto, ci ascolti? Fausto? Buoni
insegne Mazzola in panchina, in panchina, con Zaffa. Giuliano Poletti, Furino e Gori non sono rimasti sempre fuori. Nicolai ha giocato un'ora, Pieri, Prati, Ferrante e Puia invece mai. Domenghini e Mazzola, Boninsegna e Rivera in panchina, in panchina, con Zaffa. Nicolai ha giocato un'ora, Pieri, Prati, Ferrante e Puia invece mai. Domenghini e Mazzola, Boninsegna e Rivera in panchina, in panchina, con Zaffa. Scrim, bim, bom, sbarabai. Fausto, Sì, ci ascolti? ascolto poco. Ah, senti Fausto, senti adesso? Un po' meglio? No, adesso no, a te ti sento bene, non sento la musica. Ah, però. guardi, stiamo ascoltando Ossessione 70. Ossessione 70. Come, sì. in confidenza, come ti è venuto in mente fare questo che è stato un successone in quegli anni? Perché Allora, guarda, veramente ti dico subito come mi è venuto in mente. Sì, per combinare tutti i cognomi dei giocatori. Era la finale Sì. dell'Italia-Germania, Sì. del campionato europeo. La finale era, Sì, che sì, poi sì. abbiamo perso. Sì, hai sì, capito? sì. Ho capito. E cioè, ha vinto la Germania, e quindi c'era questa emozione particolare che mi veniva, che mi ha tirato fuori questa canzone, capito? Sì. Cioè era stata l'ossessione di un campionato mondiale di calcio, hai capito? Sì, ho capito. Che si era concluso con la finale Italia-Germania e non era riuscito. Ma come è nata l'ossessione 70 ti spiego subito. Sì. Che io qualche mese prima, Sì. avevo sentito per la prima volta Joao Gilberto. Ah. Ed ero, cioè, il Bossa Nova. Il Bossa hai capito? Nova. Ed ero impazzito letteralmente per Joao Gilberto, e conseguentemente quello, con l'emozione della partita Italia-Germania che perdemmo, Sì. mi ha fatto venire fuori questa canzone Ossessione 70, che è una delle mie preferite come genere proprio. Sì, capito? sì. Ed è figlia di Joao Gilberto in un certo Gilberto, senso. sì. Anzi, io quando Joao Gilberto è venuto a Roma, Sì. naturalmente sono andato a sentirlo e gli ho detto anche di questo episodio della canzone Ossessione 70, che è stata praticamente
ispirata dal bossa nova che io sentivo per la prima volta. E le è piaciuto, no? A Gioacchio Gilberto le ha piaciuto l'idea. Sicuramente a Gioacchio Gilberto le ha piaciuto l'idea. Come no? ma gliel'ho detto e l'ho anche ringraziato di avermi ispirato, hai capito? Che bello. Ma guarda, questa squadra era la stessa squadra più o meno che ha giocato nel mondiale, del campionato mondiale del Brasile, di Messico. Questo non te lo so dire. Sì, era più o meno la stessa squadra che è uscito seconda a Messico dopo il Brasile. Ma sì. Tu parli dell'Italia? Sì. No, non so che finale era, solamente che, ripeto, la canzone è stata la conseguenza di questa finale con la Germania, partita di calcio. Bravo. È il genere che praticamente mi ha ispirato, mi è stato ispirato da Gioacchio Gilberto, perché qualche mese prima di questi anni 70 era uscito fuori Gioacchio Gilberto e io sono praticamente impazzito per il bossa nova, hai capito? Sì, ho capito. Quindi è una canzone decisamente figlia del bossa nova. Sì. E so che è una delle tue preferite, no? Per forza. Sì, bellissima. Fausto, il tempo purtroppo ci corre, vorremmo rimanere a lungo a parlare, ma fermiamoci un po' sull'attualità vostra. Avete presentato alla commissione, diciamo, che seleziona i brani per Sanremo, un brano che poi non è stato selezionato, ma che a noi lo abbiamo ascoltato, diciamo, in anteprima, è stato molto simpatico, vero? Il brano si tratta Una certa età. A una certa età, sì. Naturalmente non l'hanno preso. Non l'hanno preso. Naturalmente, diciamo che purtroppo oggi Sanremo è come se fosse un reality. Non so se si dà tanta retta alle canzoni nuove, alle canzoni che hanno qualcosa da dire, perché questa canzone c'ha qualcosa da dire, diciamo. Una certa età. Una certa età, vero? No? E tra l'altro era una canzone che andava cantata in duetto. In duetto con voi stesso? Se fossi andato a Sanremo, sì, probabilmente bisognava far venire una cantante della mia generazione, risuscitare una cantante della mia generazione. Ma ci sono, e siete in una giovane... da cantare in duo. Sì, ma voi siete in una giovane età perché ancora continuate a incidere, a presentarvi in pubblico, a mietere dei successi, e parlateci un po' di quest'ultimo disco che sta per uscire tra qualche giorno, forse un mese, non so. Un disco che mi avete detto... Io spero che esca entro maggio o comunque ai primi di giugno. Bravo. Guarda, questo disco non ti posso dire molte cose in questo momento, perché, ripeto, non mi ricordo nemmeno più il programma qual è. Già l'ho inciso, tutto è a posto. Sì. Devono solamente fare il montaggio e pubblicarlo, insomma. Ecco. E questo so che lo farò quando mi chiameranno per andare a Napoli per fare la presentazione. Il disco si chiamerà Napoli per Napoli, che significa che io devolverò, nel caso questo disco abbia una buona uscita, una buona vendita, devolverò il 50% dell'incasso in beneficenza. Bravissimo. E chi lo fa quest'oggi una cosa così? Chi lo fa quest'oggi una cosa così? Allora, Fausto, purtroppo ci dobbiamo riassumere, e tra poco ce ne dobbiamo andare. Ci riascoltiamo, anche se fosse un po', di un brano in anteprima assoluta di questo disco chiamato Silenzio Cantatore, un brano che a voi vi sta molto al cuore, vero? Silenzio Cantatore per me è una delle più belle canzoni napoletane, storiche. Bravo. Hai capito? Sì. Perché una canzone che fa cantare il silenzio, guarda, è una parola, no? È una parola. È come si dice. Allora, è la meraviglia. Allora, Fausto,
Noi vi ringraziamo tantissimo questo collegamento, anche se forse abbiamo parlato poco o non tutto di quel che volevamo, ma forse ci sarà qualche altra puntata. Sì, e sicuramente è sentirci. Sicuramente faremo altri collegamenti. Altro collegamento a futuro, Fausto, e ti ringraziamo di cuore veramente la tua gentilezza per collegarci con noi da tanti chilometri in questo paese della fine del mondo. E ringraziamo anche a Dorina che ha fatto il contatto tra noi. Fausto, sì, che ha fatto, Dorina poi è sempre ringraziata. Sì. È vero. Va bene, io vi ringrazio molto personalmente di avervi sentiti e salutatemi l'Argentina che io adoro. Grazie Fausto, altrettanto. Un abbraccio fortissimo da tutto lo staff della Ora Italiana, Fausto. Allora, okay. Silenzio cantatore, vai. Stanotte non dicere niente, cadami in braccia ma senza parlare, dorme le cose, non suona lucente, non suona una notte. Mensajes, Franquito Esconza en los teléfonos. Adelante. Qué día, maestro, qué domingo de lujo, ¿no es cierto? Se comunicó Olga de Valentina Alsina, que es la abuela de nuestra operadora de lujo, Daniela la Dulce, ¿eh? Saluda al equipo de la Hora Italiana y nos sigue escuchando, ¿eh? También se comunicó la señora Marta de Loma Mirador, dice que es napolitana y le gusta mucho Fausto Sigliano, agradece, ¿eh? Emilio y Carmela de Caballito, como siempre saluda a todo el equipo. También se comunicó Roberto de Caballito, convaleciente, le pusieron marcapasos, saludos a todos, que se mejore Roberto. También Mari Servente, Mari y Carlos de Ramos Mejía, nos dicen gracias por alegrarnos los domingos y saludan a Luis y equipo. Un beso grande. También Renato Curchi de Almagro, saluda a Luis y equipo, firme junto a la Hora Italiana como siempre. Antonio de Floresta saluda al equipo y en especial a Meneli Labriola. Adriana de San Justo, emocionada hasta las lágrimas porque su marido era napolitano y le cantaba canciones siempre románticas. Saludo, dice, a toda la gente de la Alpina y en la Hora Italiana. Gracias, Franquito. Se nos terminó el programa. Bueno, gracias a todos por seguirnos. Gracias, Fausto Chiliano desde Roma, por este collegamento. Y bueno, arrivederci a domenica próxima. Próximo especial, Carlo Butti. Después damos la fecha. Arrivederci hasta el próximo domingo. Italia, Italia mia, terra che fa sognare ogni cuore. Far scordare il cielo e il mare che sanno cantare e a tutti sorridere. Una settimana ci separa del nostro prossimo appuntamento, nel quale ci incontreremo per vivere, sentire, svegliarci con la più bella musica italiana. La Hora Italiana. L'Ora Italiana. Per godersi la domenica di buon mattino.